con Andrea Padovese, presidente di Confcommercio Portogruaro, stasera per commentare una serata importante per il centro storico della città dell'Emene, una serata dedicata alla festa della musica. Sì, è il primo evento, diciamo l'evento più importante che dà il via a una serie di eventi che verranno fatti quest'estate in centro a Portogruaro. La festa della musica ormai è più da 10 anni che viene fatta e ha sempre avuto un ottimo riscontro a livello di presenze. Possiamo dire che il concerto che viene fatto quest'anno in centro, che è un tributo a Lucio Dalla, ha raccolto già molti sostenitori e è ben conosciuto dal pubblico. Ecco, è una serata che avvia quelli che poi saranno i mercoledì musicali, che si chiuderanno con un altro tributo a un grande della musica italiana. Sì, mercoledì musicali insieme a Terra dei Dogi e a Sant'Andrea è, diciamo, l'evento che ha più richiamo per il pubblico su Portogruaro. Verranno fatti 4 mercoledì musicali tutta luglio, dove ci saranno i negozi aperti, dove ci sarà la possibilità di camminare e passeggiare per il centro, ascoltare della buona musica e poter anche approfittare del fatto che tutti i negozi saranno aperti. Ecco, sarà un'estate ricca di eventi, comunque un'estate animata per il centro storico della città. Sì, sarà un'estate animata perché ricordiamoci che poi abbiamo anche il Festival Internazionale della Musica, Santa Cecilia, poi ci saranno anche altri eventi come il Cinema al Parco. Insomma, Portogruaro non lascia mai sguarnita o scoperta i cittadini, la popolazione degli eventi.